Signore e signori, buonasera. Sicilia Cuore mio, ancora una volta si trova nello splendido scenario di Giardini Naxos e più precisamente alla taverna Naxos di Angelo, dell'amico Angelo, che ancora una volta ci fa così, ci dà un onore immenso di poter presenziare delle manifestazioni un po' particolari. Oggi il suo locale è palcoscenico, dove l'arte, come sempre, fa da padrona. In questo caso è la pittura, vero Angelo? Sì. Ci vuoi parlare di questa mostra che stasera nel tuo locale vediamo esposti dal tema paesaggio danese, vero? Dici qualcosa riguardo questa mostra. Allora, questa mostra io ho conosciuto Eric un paio di anni fa. Abbiamo preso questa amicizia, lui mi ha ospitato già 2 volte in Danimarca con le mie fotografie, perché le mie fotografie gli hanno ispirato i suoi quadri, perché i suoi quadri, fotografie di paesaggi. Così mi ha invitato là e ora io l'ho ricambiato questa. Allora andiamo a conoscere l'artista? Accompagnami dall'artista. L'artista è Eric. Piacere, Giussi di Sicilia Cuore mio. Complimenti per quanto riguarda la sua arte, il paesaggio danese e quello che Angelo attraverso le sue foto ha ispirato la sua arte ed è riuscito a mettere su tela, penso che siano delle tele, delle piccole tele, sono delle piccole tele che tramite la fantasia sono diventati dei grandi capolavori. Vi har en fælles idé om, hvordan landskabet skal fotograferes og males. Hanno un'idea comune su come fotografare siccome Angelo e Henrik. Ecco. Quindi vediamo che l'arte tra la pittura e la fotografia è quasi una sorella gemella. Possiamo farle passeggiare insieme. Jeg startede som fotograf i 1976. Ha iniziato come fotografo nel 1979. Og da jeg havde lavet de første farvebilleder selv, Le prime foto a colori. så smed jeg kameraet væk og begyndte at male. Dopodiché ha gettato via la macchina fotografica e ha cominciato a dipingere. Bellissimo. Ci avviciniamo alle sue opere, così un attimino ne parliamo più da vicino. Prima di iniziare a commentare le opere del nostro artista, vorrei presentare, vieni qui, la nostra traduttrice, la quale ovviamente ha tutti i miei ringraziamenti perché probabilmente so fare così tanto ma così poco nel frattempo di non conoscere la bellezza della lingua danese, quindi grazie. Grazie. Da Sicilia Cuore mio a te e veramente un grazie immenso dal nostro Di niente, cuore. è un piacere, grazie a voi. Ok, qual è l'opera che scegliamo da parlarne? È indifferente. È indifferente, allora va bene, allora vai, scegli Sì. tu. Perfetto. Ha un titolo l'opera? Sì? Esatto. Paesaggio. Paesaggio. Vedo che il colore è una componente importante, o mi sbaglio? Faun är meget vigtigt också för den har I dag. Og hun sagde efterfølgende, det er som at være i Danmark. Ha incontrato una signora norvegese che è passata di qui oggi e quando ha visto i suoi quadri ha detto sembra di essere in Danimarca, proprio rende proprio i colori e lo scenario del paesaggio danese. Quindi un'appartenenza a quello che lui realmente è, nel danese che è in lui. Det är faktiskt en riktig tillhör Danmark, det som är dansk. Det der
det der er sket i Danmark, det er, at vi ikke, at jorden hele tiden skal være dækket af afgrøder. Spiegando in Danimarca la terra è sempre coperta come si dice, di raccolto, o il grano o altre piante, quindi ha cercato di rendere l'idea delle varie culture che si fanno in Danimarca. Allora la Sicilia diventa un po' un palcoscenico dove le altre terre del mondo, la geografia attorno alla Sicilia un po' si diverte, no? A fare parte di questo palcoscenico, in questo caso la Danimarca col nostro artista. Sicilien bliver bare lidt din scene for at vise den danske landskab, sådan set. Hvor du udstiller her, bliver ligesom din scene, din teaterscene, hvor du viser den danske landskab. Sai perché ti dico questo? Perché con la coda dell'occhio vedo un colore molto forte e mi ricorda un po' la nostra amata Etna col suo rosso fuoco del magma, della lava. E vorrei farmi spiegare il rosso di quest'opera. Når hun ser det her billede, så ser det meget rødt, og så hun kan ikke lade være med at tænke på Etna, som er meget sicilianske selvfølgelig. Og så vil hun gerne vide, altså en forklaring lige netop på det her billede, hvor det er meget rødt. Jamen, det er meget enkelt, for hvis du tager Enkelus billeder, så har han, jeg tror det bedste billede, han siger, han har taget i år, er røde valmuer. Og det der, det er valmuer. Spieghici, Angelo ha fatto una delle migliori foto di Angelo, è una foto di papaveri. Questi sono papaveri. Oh, vorrei Angelo qui adesso. Vieni Angelo, vieni Angelo. E infatti volevo chiederti proprio quello. Vai a prendere la foto, grazie, ti aspettiamo. Nel frattempo spaziamo un po' tra queste opere che sono bellissime, per esempio questo verde che mi ricorda un po' le nostre montagne, le nostre colline ennesi. Hun siger, at den der grønne billede, den minder hende meget om de bjerge, de har her, som hedder Colline Ennesi. Så hvad er det? Ancora prima che il sole li bruciasse. Altså solen fra sommer. Fa molto caldo. Selvfølgelig. Så det minder mig hende om en siciliansk faktisk landskab. Ja, men i Danmark, som jeg sagde før, skal jorden være dækket af afgrøder, og det der, det er raps eller gulsinde, der kommer. Come ci aveva spiegato prima, in Danimarca praticamente tutta la nostra terra era coperta di piante da raccolto, e in questo caso è quella che in italiano penso si chiami o la senape o i rapini. È questa. Bene. Eccoci qua. Signori, guardate quanto è bella, avviciniamola. Io da siciliana ovviamente riconosco i papaveri, riconosco che questa fotografia veramente è una fotografia uno spaccato proprio di realtà siciliana o dove ovviamente la natura sfoggia il suo splendore. Però mi creda che la sua opera d'arte avvicina molto, ma molto lo splendore che naturalmente la natura stessa ci offre, e quindi veramente. Det minder mig om Sicilien, og så du repræsenterer rigtig godt naturen også, som kan mindes om naturen herfra. Complimenti. Niente, andiamo dall'altro lato, vediamo cosa c'è di poter spiegare ai nostri futuri lettori di Sicilia Cori Mio, perché noi sappiamo che Sicilia Cori Mio è un gruppo letterario, culturale, che si occupa anche di grandi manifestazioni nel mondo, e questa lo è perché l'arte nel mondo è sfoggiata dalla nostra Sicilia. In questo caso la Sicilia vanta un artista internazionale, un pittore che in Sicilia decide di mostrare i suoi dipinti, e questo è veramente un grande vantaggio che abbiamo noi. Adesso qui io vedo una, o forse più di una, di opere un po' particolari, in quanto lo stesso scenario che abbiamo lasciato poc'anzi si divide. Sono dei movimenti strani che fa il colore, ma sicuramente l'artista avrà pensato a qualcosa. Ce lo vuoi spiegare? Hvad har du tænkt på, dengang du lavede det billede? Fordi den er ligesom delt i to lige der, i forhold til de andre, hvor det bare en firkantet jord.
Det er fordi, at den grønne, altså valmuerne er ved at dø, og den grønne farve, den grønne plante er ved at overtage den del af marken. Quello che ci spiega è che praticamente questi sono i papaveri che stanno sfiorendo e questa praticamente è l'erba o perlomeno il grano che invece sta prendendo forza sui papaveri. Benissimo. Qui già hanno preso forza e si sono probabilmente definiti in una sorta di zona già prefissata dalla natura stessa, presumo io, perché lì è un qualcosa, si vede che sta per nascere, come se sta esplodendo da dentro. Qui invece è qualcosa che ha deciso di esistere a modo suo. Det er også valmuer, der ligesom at tage overhånd på. Sì, sono praticamente i papaveri che hanno preso forza sul resto del paesaggio. Quindi mi sa tanto che è veramente un artista, perché riesce a colpire l'intuito di chi osserva. E per me questa è arte. Grazie mille da Sicilia Cuore Mio e da tutta la Sicilia. Un abbraccio grande a lei e a tutta la Danimarca. E Sicilia Cuore Mio vi rimanda alla prossima tradizione e al prossimo valore umano in Sicilia e nel mondo. Grazie.